chiude il migliore dei modi il set 6 e il centrale questa bellissima match point, ringraziamo i contributi che ci hanno regalato. Nicola, il primo set lo hai condotto dall'inizio alla fine, nel secondo servivi sul 2-1 per il tuo avversario che ha avuto 4 palle break ed è riuscito a sfruttare la quarta e lì è andato sopra per 3-1. È stato quello il momento decisivo del secondo set? Sicuramente sì, poi anche il primo game del secondo set sicuramente, perché speravo di salire subito in vantaggio, è stato un game lungo che ho perso e da lì ha riportato un po' la partita alla pari, diciamo. Poi lui è salito un po' di livello al secondo set, io ho avuto un momento sicuramente no verso il 4-1. Poi diciamo è scappato il set, poi mi sono preso una lunga pausa alla fine del set e ho cercato di concentrarmi, di recuperare tutte le energie e di partire benissimo al terzo, e così credo di aver fatto, quindi sono abbastanza soddisfatto di questo. Ecco, altro momento importante, nel terzo set servivi tu sul 3-1 e hai salvato 2 palle break. Una, insomma, lui ha giocato 2 colpi molto forti, uno di dritto, uno di rovescio a tutto braccio, sbagliando il secondo. È stato quello forse un altro momento importante. Sì, diciamo che ci sono stati molti momenti chiave, sia dalla mia parte che dalla sua. Sono stato bravo secondo me al terzo set a iniziare subito intenso, poi diciamo che ci siamo un po' scambiati l'inerzia della partita. All'inizio sono partito bene io, poi lui meglio al secondo e al terzo forse sono partito meglio io. Senti,
ci ha tenuto un po' compagnia Stefano Mocci, abbiamo commentato proprio quel momento cruciale del secondo set. E, insomma, lui aveva paura di una partita meno bella perché tra compagni di squadra a volte ecco, Sì, non nascono molto, ecco, come siete entrati in campo? Diciamo che abbiamo avuto un'altra partita da poco agli Assoluti Sardi dove sicuramente quello è stato un momento difficile, forse più per lui sicuramente, però il fatto che continuiamo a giocare partite contro sicuramente ci aiuta e lo so, sicuramente giocare contro un compagno di squadra non è il massimo, però succede e succederà ancora tanto, credo. La superficie che avvantaggia più te o lui? Allora, il campo secondo me risulta un po' lento, quindi non va così male a me. Di sicuro lui gioca molto bene sul veloce, quindi forse parte leggermente avvantaggiato. Però ripeto, la superficie risulta un po' lenta e va bene anche a me, diciamo. Programmi della stagione? Ma continuare adesso a giocare tante partite, ci saranno adesso i tornei al Forte, poi inizierà la Serie B, quindi diciamo che il calendario è abbastanza fitto. E sono felice di questo, sto riuscendo a giocare tanto, allenarmi, a studiare, quindi diciamo che mi piace come sto conducendo la mia vita, diciamo. È stata una bella partita, giocata in modo corretto da entrambi, stando lì tutti i punti, facendo pochi errori. Da parte mia un primo set un po' basso come livello e ho fatto un po' troppi errori, mentre il secondo e terzo set ho giocato meglio, più consistente, con una palla un po' più aggressiva. Peccato per il terzo set che mi è girato male per poche palle, però va Ecco, bene. il secondo set dove c'è stato un game molto importante che hai portato a casa la quarta palla break, è stato quello un po' la chiave del secondo set. Ma sì, sicuramente ci sono stati un po' di game importanti che sono riuscito a gestire bene, quindi sono contento comunque di come ho tenuto mentalmente, anche fisicamente. E cosa ti aspetti da questa stagione? Quali sono i tuoi programmi? Adesso i programmi saranno quelli di giocare più partite possibili, ci sono i tornei del Forte, li giocherò, proverò a fare il massimo, vediamo come andrà. Ci sarà la Serie B e quindi è un impegno molto importante. Hai avuto già una classifica ETF, ecco, un obiettivo è quello di rientrarci nel forte. Sì, sicuramente quello di provare a rientrarci vincendo qualche partita e vediamo cosa riesco a fare. L'ambiente del torneo del forte è l'ambiente dei giocatori professionisti, ecco, che effetto ti fa e se ti piacerebbe fare questa vita. Ma sicuramente mi piacerebbe fare questa vita, d'altronde il tennis è quello che mi piace fare, mi impegnerò per cercare di migliorare al massimo. I tornei del Forte sono sempre una buona occasione per guardare i giocatori più forti di te, vedere quello che fanno meglio e su cosa si può migliorare. Generalista Alberto Sanna, Riflesso. ultimissima partita, campione sardo in carica, Nicola Porto, bravo.